Intanto partiamo dal titolo del libro, I luoghi della memoria divisa, perché subito a partire dall'immediato dopoguerra sono nate delle memorie sui fatti avvenuti sul Bus de la Lune. Memorie divise perché? Perché ci sono varie memorie. C'è la memoria degli appartenenti ai reduci fascisti, alle famiglie dei caduti fascisti. Poi c'è una memoria delle popolazioni civili dell'altopiano che vivono sull'altopiano o nei paesi contermini, e poi c'è una memoria anche dei partigiani. Si parla di memorie divise perché sono spesso delle memorie inconciliabili, anche come contenuti e anche come valenza. Allora, sintetizzando, prendendo la memoria dei caduti della RSI o delle famiglie dei caduti, a loro detta qui si è perpetrato un eccidio. Ecco. Prendendo la memoria delle popolazioni locali, anche queste sottolineano che presso il Bus de la Lune si sono compiuti tutta una serie di eccidi nei confronti non solo dei soldati fascisti, ma anche di civili sospetti di collaborazionismo. Per invece la componente partigiana qui non è accaduto nulla, c'è stata una guerra, loro parlano di guerra di liberazione addirittura, contro i tedeschi, e ci sono stati chiaramente dei morti, ma nulla di quello che viene riportato dalle altre memorie. Chiaramente nel corso degli anni ci sono stati degli scontri tra queste memorie, scontri che poi in cui sono intervenuti poi anche i risultati delle spedizioni speleologiche che hanno cercato anche di chiarire sulla questione, però diciamo che la cosa si è protratta fino ai giorni nostri e a mio avviso non è stato fatto un chiarimento sulla questione. Ecco, ci sono dei dati da parte di ogni memoria che sono inconciliabili. Ecco, in questo libro io ho cercato di far dialogare le varie memorie e di cercare in qualche modo la verità, non con la V maiuscola naturalmente, perché la verità è, per quanto per le fonti a mia disposizione, ho cercato di riuscire a, come dire, a chiarire la questione. Ecco. Quindi se c'è, e quindi ho ricostruito tutta la polemica da quando è nata, dall'immediato dopoguerra fino ai giorni nostri. Ecco. È una polemica che continua anche perché anche l'anno scorso ci sono state una serie di manifestazioni. Prima c'era la manifestazione poco prima, alla fine di agosto, dei familiari dei caduti della RSI, e la seconda domenica di settembre c'è la tradizionale manifestazione dei partigiani. Che cosa posso dire su questo? Ho cercato di sfatare alcuni miti, alcune leggende, ecco, e naturalmente ho cercato di mettere dei punti fermi. Ci sono riuscito? Io penso di sì. Per esempio sul numero delle vittime, ecco, anche basandomi sulle spedizioni speleologiche, sui risultati, sulle relazioni, ho quantificato le vittime in una 18-20 vittime, insomma, e non le migliaia di cui spesso viene accreditato. E ho anche cercato alla fine di dare un nome a queste vittime. Sono riuscito per buona parte. Ci sono dei militi che facevano parte della GNR di un presidio alle Frate di Fregona, che erano stati catturati nell'agosto del 1944 e vennero soppressi, ecco, fucilati, e i corpi vennero poi gettati nell'anfratto. Poi ci sono alcune spie e alcuni collaborazionisti, ho cercato di fare i nomi. Ho cercato anche di entrare nei dettagli in merito alle sentenze, però è molto difficile perché noi non abbiamo i resoconti verbali dei processi. Sono stati distrutti nel corso del rastrellamento di alcune persone, per esempio, sono riuscito, ho messo anche, come dire, ho contestato un po', per esempio c'è la famosa signora Nella dal Bode Pieri, ecco, che venne anch'essa fucilata e sepolta nell'anfratto. Ho detto che tale dispositivo non aveva una ragione di esistere sulla base di un documento che ho trovato di un componente della missione alleata. Ecco. Quindi
Ecco, questo ho cercato di fare. Se sono riuscito poi a sfatare, non lo so, perché è chiaro che in queste zone c'è stata una guerra civile abbastanza cruenta, perché la guerra di liberazione è stata anche una guerra civile, e c'è stata una forte contrapposizione. Nel Vittoriese abbiamo avuto 500 morti, quindi si capisce bene che questo ha un suo peso, una sua rilevanza nella memoria ancora oggi. In sintesi, il Bus della Lung è uno dei tanti inghiottitoi che ci sono sull'altopiano del Cansiglio, misura 180 metri di profondità più o meno. Dicevo uno dei tanti inghiottitoi perché il Cansiglio è carsico e ci sono 200 inghiottitoi in tutto il Cansiglio. Non è l'inghiottitoio più profondo, perché ce ne sono altri, però il Bus della Lung è balzato all'attenzione del pubblico, eccetera, per altre questioni, nel senso che durante la guerra ci furono delle presunte uccisioni di collaborazionisti e di soldati fascisti presso questo anfratto. Ecco, per questo il Bus della Lung è diventato famoso, insomma, in tutto il Veneto, diciamo, viene conosciuto. Allora, dalle testimonianze che io ho potuto consultare, non è questa la modalità, cioè tutti quelli che sono stati uccisi e ritrovati i cadaveri nel Bus della Lung sono stati uccisi prima. C'è stata un'esecuzione e poi sono stati gettati dentro al Bus della Lung. Anche l'analogia con le foibe istriane mi pare storicamente poco corretta, anche perché diversi sono, come dire, il contesto, ecco, del confine orientale rispetto alle nostre zone, ecco. E quindi direi che non è corretta la cosa parlare di una foiba. Certo, quello che può così, che desta rammarico è il fatto che spesso su questi morti c'è stato un silenzio nel dopoguerra, no? Non si è permesso alle famiglie, per esempio, di sapere che i loro cari erano sepolti in questo anfratto. E questo è forse un po', che l'ho detto anche nel finale, se si vuole dare una colpa alla Resistenza in questo caso è di non aver fatto luce su queste zone d'ombra, ecco. E quindi di permettere anche ai familiari una riconciliazione con la loro memoria, con la memoria dei loro cari. Io non me la sentirei di dare dei numeri precisi sui caduti, non lo so. A chi devo dar bada? Al testimone che è sceso o al carabiniere che ha raccolto le voci di chi è stato giù? Non possiamo, certamente io penso comunque che tutto ciò sia secondario rispetto al problema. Il problema che si pone lo storico, cosa cambia se sono 100 o sono 500? Poi qui in tema di numeri ci sarebbe da aprire un capitolo. Primo, io prima, parlando tra noi, ho parlato delle divisioni, dei numeri di queste divisioni, no? Sembra che ci fosse un esercito, un immenso esercito partigiano, che però non si è mai visto. Perché qui, parlo sempre della nostra zona, l'unico scontro tra partigiani e fascisti che c'è stato è stato sul San Boldo, dove pare abbiano avuto la peggio i fascisti. L'unico scontro che c'è stato in provincia di Treviso tra partigiani e fascisti è stato lì. Quali forze partigiane? Ma abbiamo creato il famoso mito della resistenza di cui parla un socialista come Gobbi. Ha scritto un libro, Il mito della resistenza. Parliamoci chiaro, volgarmente parlando, quante balle sono state raccontate. Non esisteva, parliamo con i nostri vecchi, parliamo con la gente dei paesi, parlate con chi viveva attorno a queste persone. Chi erano i partigiani? C'era un gruppo coalizzato di ex ufficiali appartenenti al Partito Comunista che hanno dato vita al nucleo
storico che si è installato nel Bellunese, c'erano i famosi 100 bolognesi che sono venuti, qui nel Veneto non ci sarebbero mai stati i partigiani. Si sono aggregati delle persone, alcuni di tendenza partigiana, con idee partigiane e con idee badogliane, e si sono scontrati e si sono uccisi tra di loro, forse ha fatto più morti tra di loro che contro fascisti e tedeschi. C'è stato questo nucleo iniziale, si è formato attorno a questo nucleo un gruppo di persone, ma ad esempio su In Cansiglio chi c'era? Su Nel Grappa chi c'era? C'erano delle persone che andavano in grappa per non andare a fare la guerra, c'erano dei disertori. Quindi io non ho nessuna vergogna a dire che i fucilati di Bassano, io per i morti ho rispetto per tutti i morti, ma per i fucilati di Bassano ho un rispetto limitato alla legge, cioè il disertore in tempo di guerra va fucilato. Ora, degli impiccati di Bassano, per un attimo mi sposto, degli impiccati di Bassano, una buona parte sono fascisti che hanno tradito e che hanno fatto uccidere dei loro commilitoni o dei loro camerati, che dir si voglia. Quindi andavano fucilati, la polemica che è nata su Albertazzi, eccetera, ha fucilato delle persone che secondo le leggi di guerra andavano fucilato. Non ha compiuto nessun crimine. Cioè è stata fatta una speculazione per deridere la persona, per metterlo alla berlina, per metterlo in cattiva luce. Le cose vanno dette, poverino è morto, sì, poverino è morto, stava andando a rubare, cioè, cambio contesto, momento, non è morto perché stava salvando un bambino che annegava, non è la stessa cosa. Allora, da chi erano formate queste squadre partigiane, che poi divisione Nannetti, ma quale divisione Nannetti? La divisione fa 10.000 persone, sul Cansiglio c'erano 10.000 persone, a me risulta che fosse 1 migliaio di persone, a me risulta che nel Grappa ci fosse 1 migliaio di persone. Ma poi chi erano queste persone? Ma su 1 migliaio di persone del Cansiglio del Grappa, 700 erano lì per schivare la guerra, per non andare in guerra, per aspettare che finisse la guerra, si rifiutavano anche di compiere determinati atti. Le azioni dinamitarde le faceva un gruppetto di persone limitato, ideologizzate, comunisti, quelli che uccidevano, quelli che facevano gli attentati, erano un gruppo limitatissimo. I numeri sono stati stravolti. Io mi auguro che nel libro che non ho ancora letto di Brescacin si voglia far chiarezza, l'ho scritto nell'articolo di giornale, si voglia far chiarezza su questi numeri che, viva Dio, non vengono fuori, perché non vengono fuori dalla sede dei reduci della Repubblica Sociale. Questi numeri vengono fuori dall'Ampi di Venezia. Allora, come ho detto, qui si parla, poi non è una citazione, sono le citazioni, io cito l'Ampi, cito la Commissione Triveneta, cito Antonio Della Libera, che è stato sindaco di Vittorio Veneto, non parlo di fantasmi. Dalla Libera scrive nella zona Brigate Cairoli della Nannetti 881 perdite inflitte al nemico, 36 morti partigiani. Della Libera. Ma io non penso che Della Libera sia uno che arriva da Napoli, che si mette a dare i numeri. Della Libera è vissuto qua, è nato qui, è di sinistra, sindaco di sinistra, e dà questi numeri. Quindi non si capisce perché da una parte si dica ne abbiamo ucciso solo uno nel bus della LUN. Caduto solo uno, per sbaglio correva caduto dentro. Sarzi Amadei, iscritto al Partito Comunista, militante e responsabile di zona. Caduto uno. Dall'altra parte 600 persone. Loro stessi, sempre la stessa parte, parla di
perdite inflitte ai tedeschi 2291, ai fascisti 1034, spie, facciamo il termine spia perché se la spia era come lei, come la De Pieri, ce n'erano molte. Quando uno ti stava sulle scatole lo andavi a denunciare, succedeva anche dall'altra parte, lo andavi a denunciare come spia, con quella la facevano fuori. La storia di De Pieri è una storia pietosa, l'hanno portata incinta, è una Cossetto 2, una norma Cossetto 2, forse è più grave ancora quella della De Pieri. De Pieri era incinta, la Cossetto non era incinta, gli hanno tolto il bambino dalle mani, l'hanno violentata in tutti, l'hanno portata nel bar di De Bona a farla dal pago. Io ho parlato con chi gli ha servito, con chi ha servito quello che l'ha portata su, e quello che l'ha portata su è un eroe partigiano che è morto qualche anno fa e che ha un parente che è in consiglio comunale che si chiama con lo stesso cognome. Bisogna dirle queste cose qui. Siamo al mito della resistenza. Non c'è stata, secondo me, nessuna resistenza. Ci sono stati della gente che si sono opposti ai fascisti e ai nazisti con il numero assolutamente esiguo, e le cifre, sia quelle del bus della Lune, sia quelle che forniscono l'ANPI, sia quelle che sono cifre che sono tutte da verificare. Io non voglio dire che sono giuste quelle di Italia Libera, sbagliate le altre, dico che non sono cifre esatte, che sono cifre da verificare. Quindi c'è ancora molto da scrivere, ma ci sarebbe da mettersi assieme dopo 70 anni, dimenticando, lasciando stare le divisioni, che mi sembra che ormai non esista più, perché qui è una gran baraonda, destra, sinistra, non è più come i tempi della guerra fredda, insomma, si può parlare liberamente. E prima ci sono ancora i testimoni. Io ho intervistato a Cismonda e Grappa una settimana fa una persona di 97 anni più lucida di me, che mi ha riferito di due eccidi di Cismonda e Grappa. Ma dice, perché non lo sapevi? No, non lo sapevo. Sono rimasti nel paese perché, essendoci coinvolte delle persone del paese, si conoscono tutti e quindi non escono mai del paese.